Inaugurata ieri a Naro la mostra itinerante 20 novità, ventagli d'arte contemporanea. La rassegna, ospitata presso il Museo di Grafica della città barocca, propone le opere di 49 artisti, per lo più siciliani, che per l'occasione hanno usato come supporto non una semplice tela, ma dei ventagli. La cerimonia si è tenuta presso la splendida terrazza dello storico Palazzo Narese. A fare gli onori di casa il sindaco Pippo Morello. La città di Naro ospita una mostra itinerante che tocca altre importanti centri culturali come Caltagirone e Sciacca. Sì, noi abbiamo fatto da apripista a questa importante manifestazione itinerante di mostra di ventagli decorati da artisti importanti e siamo in questa occasione accomunati anche a importanti centri culturali ma anche turistici, Caltagirone, Sciacca, Catania, quindi noi siamo veramente onorati di essere ricompresi tra queste così belle città. La mostra è curata da Giuseppe Ingaglio e gode del patrocinio dell'Accademia di Belle Arti di Catania e dei Musei Civici di Caltagirone. L'organizzazione della rassegna artistica è a cura del distretto Sicilia della Fidapa. Un sottile ponte immaginario lega la ceramica di Caltagirone al barocco di Naro e fare da ponte appunto ai ventagli. E perché no? Questa è un'iniziativa che effettivamente potrebbe essere la prima di altre iniziative analoghe o diverse, perché Caltagirone e Naro hanno in fondo qualcosa di comune che li lega, la loro antica tradizione artistica, storica, culturale, il ruolo che hanno avuto nel territorio, l'offerta che possono dare e la vicinanza con poli turistici importanti che spesso piuttosto che dare dei vantaggi danno degli svantaggi perché attirano e monopolizzano il turismo e allora dobbiamo fare qualche cosa di diverso, qualcosa di più. Forse un'iniziativa così specifica, così suggestiva, così affascinante potrebbe essere un elemento portante. La mostra sarà visitabile fino al prossimo 30 giugno. Non appena i ventagli lasceranno Palazzo Malfitano, verranno esposti a Caltagirone, poi a Sciacca, a Catania e a Taormina. Penso che sia una cosa interessante, dato il tipo di supporto, un supporto non usuale, quindi adoperare un supporto così un po' alternativo è sempre una sfida, no? Piccola, però è una sfida, è interessante. I risultati si vedono, sono variati, sì. È la prima volta che dipinge su un ventaglio? Sì, in assoluto. È stata una bella esperienza, una cosa completamente nuova e mi auguro che ci siano altre possibilità in questo senso.